cosa. Allora, ritornando un po' a noi e alle varie questioni, poi rispondiamo ai messaggi se arrivano. Io volevo anche un po', quei 10 minuti che abbiamo a disposizione, parlare del rinnovo appunto della carica che abbiamo visto del Presidente, ma soprattutto fare un bilancio di un'attività un po' di un anno, perché non è soltanto mezzi di trasporto pubblico quello di cui vi occupate, ma anche altri servizi che sono ormai indispensabili per i cittadini, no? Sì, le aziende del sistema Conservizi sono le aziende di pubblica utilità, cioè quelle che alla mattina quando apriamo il rubinetto, anzi prima accendiamo la lampadina e quindi vogliamo che la lampadina si accenda e quindi la parte dell'elettricità. Poi vogliamo che il rubinetto esca l'acqua potabile e viene garantito anche questo 365 giorni, 24 ore su 24. Poi facciamo il caffè e quindi il gas lo vogliamo che si accenda. Poi abbiamo il sacchetto dei rifiuti da portare fuori, vogliamo che venga raccolto e smaltito, e queste sono le nostre aziende. È questo il mondo che noi rappresentiamo come Conservizi Veneto, sono le aziende che danno un servizio a 4.800.000 abitanti nel Veneto, che sono sostanzialmente la totalità degli abitanti del Veneto, ma soprattutto a 70 milioni di turisti che frequentano il Veneto. Quindi ai 4 milioni di abitanti, 4 milioni e 700.000 abitanti che le aziende danno il servizio, lo diamo anche ai 70 milioni di turisti che vengono nel Veneto. Quindi è una mole molto importante di servizio che viene erogato 24 ore su 24, 365 giorni all'anno da 15.000 persone, perché sono 15.000 i lavoratori che operano nel Veneto nelle aziende di pubblica utilità. Come vanno tutte bene? Cioè, qual è lo stato di salute delle aziende? Cosa vi risulta? Sì, abbiamo registrato nel 2017 che tutte quante queste aziende, quindi le aziende del trasporto pubblico locale, le aziende della raccolta e smaltimento dei rifiuti, le aziende del ciclo integrato dell'acqua, le aziende elettriche, le aziende del gas del Veneto hanno chiuso tutte quante, nel 2017 hanno chiuso tutte con il bilancio positivo, e dai dati che abbiamo, ormai siamo a novembre, anche il 2018 confermerà che tutte quante le aziende del Veneto chiuderanno il loro bilancio in positivo, ed è un segnale forte, molto importante, che diamo al sistema imprenditoriale, ma lo diamo anche al sistema finanziario. Perché? Perché le aziende di pubblica utilità sono nel libero mercato, operano nel libero mercato, e quindi ci sono gli investitori che stanno guardando con molta attenzione a queste aziende e con molto appetito. Cosa implica di positivo questo essere nel libero mercato? Spieghiamolo un po' per il cittadino che queste dinamiche non le conosce, e perché appunto che ci sia l'appetito è positivo per l'azienda, ma si perde la titolarità italiana qualora questa venisse attaccata da appetiti altrui, oppure no? E leggo anche il messaggio: ho visto un servizio che evidenzia che ci sono in commercio 3 tipi di contatori gas, solo uno di essi risulta preciso, gli altri 2 mostrano un valore doppio del consumo, con relative bollette esageratamente alte. Siccome paghiamo e siccome di questi contatori solo il 3% ce l'ha, potreste intervenire? Dopo rispondiamo. Sì. Velocemente al telespettatore, le aziende che erogano il gas nel Veneto stanno cambiando completamente tutti quanti i contatori, non solo quelli del gas ma anche quelli dell'acqua. Saranno tutti quanti contatori intelligenti, dove non servirà più che ci sia la persona fisica che va nelle case a leggere i contatori, verranno letti da remoto dall'azienda, quindi non ci sarà neanche più alcun disturbo. Quindi credo che adesso non so il telespettatore di quale provincia sia, però ecco, in Veneto stanno per essere cambiati sostanzialmente tutti quanti i contatori, sia del gas che dell'acqua. Quindi è una parte innovativa, un investimento molto importante, che poi da remoto vengono letti con certezza il consumo, e quindi questi disagi andranno a terminare.
Perfetto, gli investimenti, quindi il fatto che siano sul libero del mercato, cosa vuol dire? Sì, il libero mercato ha fatto cambiare completamente la mentalità di come vengono gestite e come devono essere gestite le aziende. Quindi una mentalità in cui non si sta chiusi all'interno della propria azienda, ma si va sul mercato, si sa che si deve competere con altri player, con altre aziende che possono essere straniere, quindi francesi, uno stimolo, insomma. tedesche, in modo particolare, che sono quelle più attive sul nostro mercato, perché dobbiamo ricordare che in Germania e in Francia non si può accedere ai loro mercati, ma i tedeschi e i francesi accedono al nostro mercato, al di là di questa Unione Europea che ha qualche elemento di non proprio equilibrio, perché noi italiani non riusciamo ad andare a accedere al mercato né tedesco né quello francese, ma i francesi e i tedeschi riescono a venire nel mercato italiano. Le nostre aziende si mettono a confronto e sappiamo che le nostre aziende riescono a creare, a essere ben strutturate da riuscire ad affrontare e a competere con francesi e tedeschi nel territorio anche veneto. Confservizi ha delle aziende che si cimenterebbero nei mercati internazionali? Abbiamo alcune aziende che operano soprattutto in alcune aree dell'est Europa, soprattutto nel settore dei rifiuti, e c'è anche qualche approccio anche nel settore del trasporto pubblico locale, perché in alcuni territori dell'est europeo hanno visto il modello nostro, il modello veneto, che sta piacendo, e quindi, così come il telespettatore chiedeva se poteva essere interessante per l'ATAC di Roma, ecco, all'estero stanno guardando il modello di gestione dei nostri servizi e lo stanno chiedendo, e quindi alcune aziende si stanno strutturando per affrontare anche il mercato straniero. Benissimo, allora Nicola Mazzonetto, grazie mille di queste spiegazioni, sono state molto importanti e anche illuminanti per molti aspetti. Grazie a voi come sempre di aver partecipato e aver mandato i vostri messaggi. Noi ci rivediamo domani, poi una prossima volta avremo modo di approfondire altri temi con il nostro ospite. Grazie.